Dici tu due parole o inizio io? Vado io? Inizia tu. Se volete, posso, se cominciamo. Sì, sì, potete cominciare, vedo ci sono già 30 partecipanti, quindi sì, sì. Bene, cominciamo? Sì. Sì, sì. Bene. Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio di esservi collegati, ma soprattutto ringrazio Paolo Sgreva e Alessandro Torziobon che per l'ennesima volta si mettono a disposizione della nostra associazione per farci crescere e credo che questo sia già un buon modo per dire essere associazione. Io credo che questo sia un messaggio importante, che una delle cose una delle funzioni che ha un'associazione è di dare servizi ai propri associati. Credo che in mai come quest'anno, questi ultimi 2 anni, la riforma del terzo settore abbia imposto a molti dei nostri enti tantissime scelte io definirei vitali, cioè dire dal punto di vista statutario qual è la costituzione, no, dei nostri enti, e ci sono state delle scelte, dei cambiamenti che credo anche molti di noi, dei nostri enti, molti sia, e non parlo solo del Veneto ovviamente, parlo a livello nazionale, sono state operate delle scelte che definirei in qualche modo, qualche volta anche interlocutorie rispetto a quello che può essere una comprensione completa. Pensate solo alla scelta di fare impresa sociale piuttosto che ETS non commerciale. Faccio l'esempio della fondazione: ieri ci è arrivata l'ufficialità dell'iscrizione a RUNTS dopo aver fatto l'iscrizione a marzo, quindi anche tutte queste incertezze non sono nei tempi, anche non sono secondarie. Quindi ringrazio veramente il dottor Sgreva, il dottor Alessandro Tirzobò, perché ci stanno dando una mano, ci stanno accompagnando. Devo dire che i loro interventi la volta scorsa sono stati illuminanti. Io credo che, ecco, lo considero anche questo un percorso a tappe, quindi una specie di percorso in cui si daranno degli aggiornamenti rispetto al percorso di questa riforma. E credo che, io spero, mi auguro che anche molti di quelli che partecipano oggi si segnino poi anche le domande da fare, perché anche dalle vostre domande, dalle vostre segnalazioni, dalle vostre sollecitazioni possono arrivare ulteriori approfondimenti, perché io già dico che nel momento in cui verranno ulteriori domande e approfondimenti si può pensare anche, come dire, a dove approfondire eventualmente. Quindi nel salutarvi di nuovo tutti, do la parola, non so se Alessandro o Paolo, penso Alessandro da quello che ho capito, se parla per No, prima primo. Paolo, inizia Sì. Paolo. Perfetto, allora do la parola a Paolo, lascio a voi e poi alla fine ci salutiamo, sicuri che avremo le idee un po' più chiare su questa situazione. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Fabio, mi sentite? Sì, spero. Sì. Allora, appunto, l'intervento di oggi ha un po' l'obiettivo di cercare di entrare nell'operatività di quello che ci dice l'articolo, appunto, in particolare del 79 del codice del terzo settore, e in particolare quindi del test commercialità, non commercialità, che è previsto appunto dall'articolo 79, che è l'articolo, come dire, madre, per così dire, perché regolamenta la posizione di ciascun ente del terzo settore rispetto all'imposizione diretta. L'imposizione diretta che per molti, in particolare per coloro che vengono dal mondo delle ONLUS, è un po' una novità, ma di questo dobbiamo un po' abituarci a far conto. Prima di passare a vedere qualche numero, mi sembra opportuno riprendere a grandissime linee i concetti teorici, insomma, ma cercherò di essere breve, insomma, sull'articolo 79, poi sulla collocazione e classificazione dei conti rispetto al rendiconto gestionale, perché anche questo fa parte appunto del percorso che porta poi al calcolo del test, prima appunto di procedere insomma a vedere qualche numero. Allora,
L'articolo 79, dicevo prima, è l'articolo base, insomma, la disciplina appunto la posizione in termini dell'ETS rispetto alle posizioni diretta e introduce un concetto fondamentale che è ETS commerciale o non commerciale. Allora, commerciale evidentemente sono coloro che sono poi soggetti ad imposizione, ma li definisce appunto, questo articolo li definisce commerciali quando le attività di interesse generale svolte in modalità commerciale e le attività di cui è l'articolo 6 del codice del terzo settore, quindi attività diverse, secondarie e strumentali, tolte appunto le sponsorizzazioni, i proventi che derivano da queste attività svolte in modo commerciale sono superiori ai proventi delle attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale. Questo è un po' in sintesi il comma 5. Per capire quindi, per arrivare alla conclusione rispetto all'ente, occorre in qualche modo analizzare il concetto di commercialità associato a ciascuna attività di interesse generale. Il comma 2 è la disciplina e ci dice che in effetti sono non commerciali quelle attività che sono svolte a titolo gratuito, vorrei dire ovviamente, e tutte quelle attività i cui proventi che hanno caratteristica di corrispettivo sono pari o inferiore ai cosiddetti costi effettivi. I costi effettivi, in qualche modo il comma 2 un po' li spiega, sono i costi direttamente ma anche indirettamente attribuibili a quella data attività di interesse generale e comprendono, qui c'è un concetto di costo pieno perché comprendono sostanzialmente tutti i costi che sostengo e vanno appunto da quelli diretti e indiretti ma anche i generali fino ai finanziari e ai tributari. Quindi tutti i costi che io sostengo per l'attività in qualche modo vanno attribuiti alla fine del percorso all'attività di interesse generale, o alle attività di interesse generale. Ecco, quando siamo in presenza di proventi superiori, proventi a carattere corrispettivo superiori ai costi effettivi, dovrei dire ci troviamo di fronte a un'attività commerciale. Il legislatore però ha introdotto un periodo di tolleranza, un periodo è un'aliquota di tolleranza, il periodo, l'aliquota è del 6%, per cui per i primi 3 periodi di imposta, se io ho i proventi a carattere corrispettivo che sono inferiori ai costi effettivi maggiorati del 6%, allora pur avendo un avanzo, quelle attività rimane comunque non commerciale. Quanto dura questo periodo come dire, di tolleranza? Dura 3 periodi consecutivi. Al quarto periodo, qualunque sia il margine maturato, l'attività, scusate, diventa commerciale e per innestare un nuovo ciclo di tolleranza devo riportare almeno un periodo in cui i proventi sono appunto pari o inferiori ai costi effettivi. Questo è a grandissime linee. Già che sto parlando dell'articolo appunto 79, forse conviene citare anche un passaggio che per molti, magari per qualche presente, ha una certa utilità, ed è il comma 3, lettera B bis, in cui si dice appunto che le fondazioni ex IPAB che svolgono di norma appunto attività di interesse generale di quelle lettere A, B e C dell'articolo 5. Ecco, se gli avanzi che derivano da queste attività vengono reinvestiti nelle attività stesse e non sono deliberati compensi all'organo amministrativo, ebbene queste attività si devono intendere appunto non commerciali ex legge.
per cui se c'è una fondazione ex IPAB, poi qua ci dovremmo inserire nelle normative regionali, che cosa che evidentemente non faremo, però se ci sono delle ex IPAB che svolgono esclusivamente attività di cui è lettera A, B e C e hanno queste caratteristiche, insomma, sono ex legge non commerciali. L'altro passaggio che secondo me vale la pena riprendere è l'allocazione, la corretta allocazione, classificazione dei proventi e degli oneri nell'ambito del rendiconto gestionale, perché ritengo che si ritiene che questo sia il primo passaggio per poter poi giungere a un test di commercialità che sia effettivamente fondato e che tenga soprattutto nel tempo. Allora, il rendiconto gestionale, credo che ce l'abbiate tutti in mente, è quello che ci è proposto dal decreto ministeriale appunto del marzo 2020 ed è suddiviso, il conto economico sostanzialmente è suddiviso per aree, per cui c'è l'area A, aree di interesse generale, B, attività diverse, quelle secondarie e strumentali, area C che sono la raccolta fondi, di finanziario e patrimoniale ed è l'area E che è l'area cosiddetta residuale che sono appunto gli oneri di supporto generale. Ebbene, gli oneri e i proventi che l'ente consegue, matura insomma nel corso del periodo dell'esercizio vanno collocati nell'ambito di ciascuna area a seconda dell'area a cui i proventi appunto gli oneri si riferiscono e questo appunto per dare una rappresentazione immediata all'ente stesso, ma anche ai cosiddetti stakeholders, di come è l'andamento, di come va l'ente del terzo settore e quindi dare una lettura appunto, come dicevo prima, immediata. Se io immagino appunto di partire da un conto economico, potrei pensare di formare appunto di inserire questi proventi e oneri in un foglio Excel e in questo foglio Excel aggiungere tante colonne quante sono le aree di attività, quindi A, B, C, D, e di cercare di splittare ciascun provento ed onere in una di queste una o più insomma di queste colonne. Dico una di queste colonne per quei proventi ed oneri che sono direttamente ed esclusivamente afferenti a quella data area, ma ci sono anche in particolare degli oneri che possono essere afferenti, cioè possono riferirsi, essere sostenuti per più aree, cioè magari possono esserci dei dipendenti piuttosto che dei locali utilizzati o delle altre risorse insomma utilizzate sia per l'area A che per l'area B e evidentemente per dare una rappresentazione corretta e fedele nel rendiconto gestionale appunto dell'andamento di queste aree dovrei dire che io devo suddividere questi costi promiscui nelle due aree. Come li suddivido? Qui ci soccorre l'Agenzia delle Entrate è affezionata insomma ad una modalità che già ha proposto con l'articolo 109 del testo unico e che prevede insomma che la suddivisione degli oneri vada fatta in base ai proventi al peso dei proventi, al peso relativo dei proventi che l'area e le aree interessate conseguono, per cui se ci sono degli oneri che sono promiscui, nel senso che sono comuni rispetto all'area A o all'area B, evidentemente in base ai proventi che hanno rispettivamente l'area A e l'area B, questo costo dovrebbe essere così suddiviso in proporzione appunto al peso dei proventi stessi. Questa suddivisione
degli oneri, delle voci, è un passaggio molto importante e delicato perché appunto dicevo da qui poi si innesta il processo che porta al test di commercialità e che sia importante e delicato ce lo testimonia il fatto che lo stesso OIC 35 prevede che nella relazione di missione io debba dare una disclosure sui criteri che io utilizzo per splittare, per suddividere i costi appunto che sono promiscui tra le varie aree. Il metodo quello dell'utilizzo dei proventi relativi è quello principe, per così dire, non è l'unico. Ci sono anche, per esempio, le ore di lavoro dedicate a un'area piuttosto che a un'altra, oppure il numero degli utenti. Ma diciamo che a seconda appunto della tipologia, insomma, di onere, il metodo principe, per così dire, è proprio il metodo dei ricavi, insomma, quello che è la stessa circolare 1 del 2000, circolare 1 del 2026 propone e suggerisce. Quindi con questa procedura, cioè parto da una suddivisione dei proventi e degli oneri tra le varie aree, quindi area A, B, C, D ed E. Una volta completata questa suddivisione, anche suddividendo, come dicevo prima, i proventi e gli oneri promiscui, dovrei dire che io trasferisco questi risultati nel relativo rendiconto gestionale. Non siamo ancora pronti per affrontare, una volta che io ho in mano il rendiconto gestionale, insomma, così come appena determinato, non siamo ancora pronti per affrontare il test di commercialità, così come ce lo dice l'articolo 79, perché, e qui magari comincio ad avvalermi delle slide. Allora, non so se le vedete. Vedete le slide oppure no? Si vedono le slide. Ok, allora poniamo ad avere una fondazione a questo punto, una fondazione evidentemente ETS, non impresa sociale perché sennò siamo tutto un altro discorso, opera nel settore sociosanitario, ha 3 servizi gestiti in un'unica struttura e personale che sostanzialmente viene condiviso. Quali sono queste 3 attività? Supponiamo che le 3 attività siano la residenza, abbiano una RSA, un centro diurno e assistenza domiciliare integrata. La domanda che dobbiamo porci è questa: io devo fare il test di commercialità per ciascuna di esse o la devo fare per tutte e 3, un unico test per tutte e 3 messe insieme? Allora, questa è una domanda tutt'altro che banale, perché avere a che fare con 3, dover affrontare appunto un test per altrettante attività di interesse generale significa che io nel corso del periodo d'imposta devo stare lì a monitorare attività per attività l'andamento dei proventi e degli oneri, perché ovviamente non posso trovarmi a fine esercizio, a fine periodo con sorprese del tipo credevo di essere invece sono, e quindi più sono le attività che devo monitorare singolarmente e più oneri e più complicata è la situazione. Quindi torno alla domanda: devo fare il test di conformità per tutte e 3 messi insieme o 3 test scusate, di commercialità? Allora,
viene in soccorso, ho cercato quantomeno di venirci in soccorso, la circolare numero 1 del 2026, che potremmo definire anche questa la madre di tutte le circolari per quanto riguarda l'articolo 79 che abbiamo prima commentato, la quale dice: guardate che se le attività di interesse generale che voi svolgete sono omogenee, non è necessario, a meno che non lo vogliate, evidentemente, non è necessario che voi facciate tanti test quante sono le attività di interesse generale svolte, ma è sufficiente che ne facciate una per tutte le attività di interesse generali svolte. Ovvero, se io appunto ne svolgo di più, potrei avere due attività di interesse generale che sono omogenee tra loro e la terza, ad esempio, che non sia omogenea, sia disomogenea. Quando è che l'attività si definisce omogenea ovvero disomogenea? Allora la circolare non dà una risposta univoca, d'altro canto probabilmente non poteva nemmeno darla, ma introduce degli indici in base ai quali uno può dire, può capire, può condurre alla conclusione se, al ragionamento, insomma, se le attività che stiamo analizzando siano omogenee tra loro oppure meno. Quali sono questi indici? Allora, gli indici sono se le attività di interesse generale hanno il codice Ateco, ad esempio, all'interno della stessa sezione. Allora, non sto qui a perdere tempo su definire i codici Ateco perché credo che siano ampiamente noti. Dico solo che i codici Ateco sono organizzati per sezione, tipo industria estrattiva, agricoltura, per aree economiche. All'interno di ciascuna area economica ci sono una selva di codici di attività, perché all'interno di quell'area economica ci possono essere più attività più o meno somiglianti tra loro. Ebbene, la circolare ci dice che se i codici Ateco delle attività, insomma, di interesse generale che svolgo, sono all'interno della stessa sezione, possiamo anche considerare che siano omogenee, così come anche se io svolgo le attività con il medesimo personale, magari a rotazione, oppure nei medesimi locali, oppure le mie contabilità non utilizzo la contabilità separata. Anche qui non è che il fatto di possedere un indice o di non possederlo è una risposta, perché evidentemente l'omogeneità o il contrario va argomentata a 360 gradi e quindi ciascuna attività va vista, insomma, appunto nel suo complesso, con le caratteristiche che hanno, e ci deve essere un giudizio finale che tiene conto appunto di tutti i fattori che mi portano a giungere ad una conclusione piuttosto che l'altra. Una cosa è certa, l'omogeneità o il contrario va certamente argomentata, va supportata con della documentazione e soprattutto i criteri che mi hanno portato a quella conclusione vanno mantenuti nel corso del tempo. Così come, riprendo un attimo il concetto che avevo espresso prima, anche i criteri con cui io suddivido i costi promiscui, anche questi è opportuno che vengano mantenuti nel corso del tempo, perché per dare fondamento appunto agli stessi criteri e non dare adito all'accertatore, ad esempio appunto all'Agenzia delle Entrate, che io cambio i criteri o i concetti di omogeneità o disomogeneità a seconda ogni anno, a seconda di come magari fa più comodo. Quindi sia per quanto riguarda la suddivisione di costi promiscui che per quanto riguarda
l'accertamento della omogeneità piuttosto che la disomogeneità vanno supportati, i primi attraverso appunto danno una disclosure nella redazione di missione e il secondo vanno certamente anche questi potrei appunto darne conto nella redazione di missione, ma comunque quantomeno devo documentarlo e tenere a disposizione. Per quanto riguarda da ultimo questi concetti di omogeneità e disomogeneità, non di poco conto è il concetto di collegamento funzionale tra le attività, nel senso che se ci sono delle attività che sono collegate appunto funzionalmente tra di loro, il che significa che fanno parte di un unico disegno dell'ente, piuttosto che hanno una testa organizzativa unica, fanno parte appunto di un unico percorso, evidentemente questo è un indice abbastanza forte per dire che quelle sono attività appunto omogenee tra loro. Faccio un esempio, se io sono una fondazione che si occupa appunto di tossicodipendenza, io potrei avere gli utenti che sono residenziali, ma posso avere anche dei centri diurni e posso avere anche delle visite a privati. Gli utenti sono evidentemente gli stessi, la finalità è sostanzialmente univoca, non avrei dubbio nel dire che queste attività sono omogenee tra loro. Quindi abbiamo toccato 3 passaggi. Il primo, l'articolo 79, secondo la suddivisione dei proventi e degli oneri nel rendiconto gestionale. Il terzo, importante, è capire se siamo in presenza di attività di interesse generale omogenee o disomogenee, e quindi se devo fare un test unico piuttosto che suddiviso per ciascuna attività di interesse generale. Supponiamo che ritenga che le 3 attività che abbiamo visto prima siano omogenee tra loro. Il test di commercialità parte quindi dal rendiconto gestionale di cui vi dicevo prima. Questo è il modello B di cui è il decreto del marzo 2020. Naturalmente qua solo per macro voci, l'area A, attività di interesse generale, le attività diverse, raccolta fondi e gli oneri di supporto generale. Colgo l'occasione perché sugli oneri di supporto generale non sempre c'è chiarezza, effettivamente trattandosi di una voce residuale, non è stata sufficiente e non è sufficientemente definita né dal decreto né dalla OIC 35. Di norma però, così almeno si è espresso anche il Consiglio nazionale, si tratta di oneri che sono a supporto dell'ente nel suo complesso, si riferiscono ad esempio per esempio agli oneri che sostengo per il consiglio di amministrazione, ove siano previsti dei compensi oppure ove siano previsti dei rimborsi spese, il collegio sindacale, il revisore se ce l'abbiamo, magari il commercialista che ci dà consulenza a 360 gradi, gli oneri relativi alla sede che serve per tutte le attività che svolgo. Ecco, tutte queste situazioni dove è più difficile suddividere gli oneri tra le diverse aree vanno a finire lì negli oneri di supporto generale. Bene, allora io ho ipotizzato che ci siano queste attività, abbiamo detto attività omogenee, che ci siano queste macro totali, insomma, attività di interesse generale, 1.960.000, proventi 2.356.000, le attività diverse 30.000 come oneri, proventi 45.000,
raccolta fondi e via andare fino agli oneri di supporto generale. Sotto ho cercato di mettere anche un minimo di dettaglio, giusto per chiarire quali oneri ciascuna voce potrebbe contenere. E questo è il primo passaggio. Individuiamo quindi poi il secondo passaggio sono i proventi rilevanti. Perché dico rilevanti? Perché i proventi che io devo considerare per svolgere il cosiddetto test di commercialità sono i proventi che sono conseguiti a titolo di corrispettivo, cioè che hanno i più eleganti, direbbero, che derivano da un sinallagma, cioè io ti do dei soldi a fronte di un servizio che mi rendi. Questi sono tipicamente, insomma, i proventi a titolo di corrispettivo. Non sono quindi compresi in questa categoria, appunto, proventi a titolo di corrispettivo, per esempio i ticket sanitari a carico dell'utente, perché me lo dice direttamente la circolare e la norma, la compartecipazione alla spesa disciplinata da normative regionali, i contributi pubblici a fondo perduto, le erogazioni liberali. Quando io devo svolgere il test di commercialità, queste voci che non sono titoli corrispettivo devono essere evidentemente escluse. Quindi poniamo che i proventi rilevanti siano costituiti da rette a carico degli utenti e famiglie per 6,90 e corrispettivi da convenzione per 1.666.000. Dico due parole per quanto riguarda i corrispettivi e i contributi pubblici, perché se ne è discusso. La domanda che ci potrebbe porre è: ma i contributi che io ricevo dall'ente pubblico, tipicamente ad esempio dalla regione, dall'USL, sono a titolo di corrispettivo oppure meno? Devono essere comprese, devono essere considerate ai fini del test di commercialità oppure no? Allora, secondo la normativa e anche la circolare, mi sembrerebbe di poter concludere che appunto tutti i corrispettivi, tutti i contributi, insomma, che io do perché appunto svolgo un servizio a favore dell'ente pubblico, a favore del pubblico, insomma, e in sostituzione del supporto dell'ente, evidentemente queste hanno caratteristiche di corrispettività e quindi le devo considerare. A dire il vero, l'articolo 79 mi dice anche che sono invece non contribuiscono appunto a calcolare, non rappresentano appunto materia imponibile, quindi a crearmi reddito. Quelle contributi erogati appunto dall'ente pubblico nel caso in cui l'ente sia non commerciale. Allora, abbiamo visto in precedenza cosa il 79 intenda per ente commerciale o non commerciale, non starò qui a riprenderlo, ma evidentemente nel caso ci sia attività omogenee, nel caso di ente non commerciale, allora anche i contributi che sono a titolo di corrispettivo diventano di per sé e automaticamente contributi che non rappresentano, non contribuiscono a formare materie imponibili, quindi non sono fiscalmente imponibili sostanzialmente. Questo per dire appunto dei contributi che ricevo onestamente, ripeto, i contributi che mi derivano dall'ente pubblico che invece sono a fondo perduto piuttosto che erogazioni liberali, quelli evidentemente non rientrano. I ticket sanitari di cui accennavo prima non contribuiscono a crearmi materia imponibile, cioè sono non commerciali perché appunto non
rispondono a dei criteri di commercialità, non rispondono a dei criteri di mercato, ma sono imposti magari spesso dalla legge in base a criteri diversi, come ad esempio l'ISEE o da altri fattori che lo Stato determina. Detto questo, cioè fissato un po' quali sono i proventi che io devo considerare ai fini del test, a questo punto devo capire i costi effettivi a cui devo contrapporre appunto i proventi così determinati. Allora, riprendendo l'esempio di prima, riprendo appunto ricordo che il rendiconto gestionale dovrebbe già aver in sé, aver già visto ripartire i costi cosiddetti promiscui. Quindi io già nel rendiconto che presento al RUNS, quindi cosiddetto civilistico, ho già operato una prima ripartizione degli oneri comuni, quando possibile, evidentemente, per cui mi rimane a questo punto da considerare i costi, come dire, che non sono riuscito a splittare prima, e sono in particolare i costi di supporto generale, area E e area D. Quindi partendo dai costi diretti che abbiamo visto prima, dovremmo andare a ripartire i costi di supporto generale finanziari, che sono quelli che in effetti non si prestano ad essere direttamente o indirettamente attribuiti alle varie aree. Come li suddivido questi oneri? Ecco, innanzitutto è da chiarire che questi oneri, che appunto, forse l'ho già detto, lo ripeto, il concetto di costo effettivo che mi viene proposto dall'articolo 79 e ribadito dalla circolare del Ministero è un concetto di costo pieno, quindi io devo considerare tutti i costi che io riporto, a partire da quelli diretti e a finire ai costi tributari. Quindi anche per questi devo trovare la ripartizione tra le varie aree di attività, e la ripartizione avviene, come dicevo prima, normalmente considerando il peso dei proventi che ha ciascuna area. Quindi, riprendendo l'esempio che ho fatto, che avevamo visto prima, se io ho un'area A che ha ricavi per 2.356.000, attività diverse 45 e raccolta fondi 25, ho un totale di ricavi di 2.426.000 che hanno un peso relativo del 97, 1,86 che vedete lì, insomma. Quindi se noi riprendiamo, abbiamo visto prima gli oneri da attività finanziaria e gli oneri di supporto generale sono un totale di 345.000. Questi oneri vanno suddivisi in base appunto ai proventi, per cui alle attività di interesse generale arrivano 3,35, 6.400 per l'area B e raccolta fondi per l'area appunto che è l'area C. Da rilevare che la suddivisione sia dei costi promiscui che ho fatto, di cui ho detto prima, che questa qui degli oneri, degli oneri finanziari, degli oneri di supporto generale, vengono fatte appunto in base ai proventi, ma a tutti i proventi, non solo ai proventi di carattere commerciale, perché qui stiamo ancora a livello, come dire, civilistico, per così dire, non siamo ancora appunto ad un ragionamento che abbia un carattere, come dire, fiscale, perché lo dobbiamo determinare. Quindi se anche io ho dei proventi formati appunto dalle erogazioni liberali, io dovrei in questa sede considerarli.
Bene, allora, una volta suddivise appunto anche le ultime due aree, cioè l'area D e l'area E, io ho in mano sia la suddivisione di tutti i costi e anche ho in mano, ho determinato i proventi che dicevo prima, per cui sono in grado di capire se a questo punto siamo se per le aree di interesse generale abbiamo supposto, ricordo, che le aree che qui siamo in presenza di attività omogenee tra loro, quindi questo calcolo deriva dalla somma delle tre attività, che io ho supposto prima tre attività, quindi abbiamo proventi rilevanti per 2.356.000, costi effettivi per 2.295.000, abbiamo uno scostamento di 2,66. Ecco, concludo che le attività di interesse generale sono commerciali, allora qui dovrei dire di no o anche di sì, a seconda della storia che mi porto dietro. Ricordate che prima avevo detto che il legislatore ha concesso appunto un periodo e un margine di tolleranza, ricordo 6%, 3 periodi di imposta consecutivi, 2,60. Naturalmente questa è una norma che parte del 2026, quindi stiamo parlando del 2026 in avanti. Quello che è successo prima non dovrebbe avere rilievo a questo livello, quindi nel 2026 abbiamo detto che abbiamo un margine di 2,66, ipotizziamo nel 2027 del 4,50, 2028 5,80, quindi il 2026, 27 e 28 pur registrando un margine sono comunque non commerciale. Il 2029, finito il periodo di tolleranza, ho un margine del 3%, divento le mie attività omogenee e quindi a questo punto l'ente diventa un ente a carattere commerciale con tutto quel che ne consegue. Aggiungo, non l'ho detto prima, lo aggiungo adesso, probabilmente è già noto comunque, che poi per innestare il periodo di tolleranza è necessario che un periodo finisca sostanzialmente in perdita o in pareggio, cioè i proventi dell'attività di interesse generale devono essere almeno pari o inferiori appunto ai costi effettivi, se no il periodo di tolleranza non si innesta. Quindi ecco, queste sono un po' una rappresentazione di quel che può accadere. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che se io sono nel 2026 un ente non commerciale, non sono soggetto a IRES, un po' come quando come accadeva insomma quando vestivo appunto avevo la caratteristica di onlus. Ai fini IRAP è noto che per gli enti non commerciali sono soggetti a IRAP con il metodo retributivo e quindi in base appunto al costo del personale e alle collaborazioni che sostengo. L'IRAP ha caratteristiche regionali, molte regioni lo trattano in modo diverso, nel Veneto l'IRAP si paga, con l'aliquota ridotta, mi pare che però nel 2006 l'aliquota è assolutamente uniformata alle società. Non è detto appunto, anzi è probabile che l'IRAP per gli enti non commerciali abbia, soprattutto per gli enti che operano nel settore sociosanitario, che sono ad un alto tasso di risorse umane, insomma, sia più penalizzante dell'IRAP calcolata sul valore aggiunto che è il metodo, insomma, che utilizzano le società. E per quanto riguarda l'IVA va un po' per conto suo, nel senso che non è, l'IPR 633 insomma ha
dei criteri propri, insomma, che il codice del terzo settore tocca marginalmente. Da rilevare che ai fini IVA le prestazioni sociosanitarie continuano a essere esenti per gli ETS, sono invece soggette al 5 per 1000, scusa, all'aliquota del 5% per le società, per le imprese sociali che hanno la veste appunto di giuridica di società, un po' come avviene per le cooperative sociali. Quindi, in sintesi, qui lascio un po' di punti che sono da monitorare in corso d'anno, quindi da rilevare appunto nella relazione di missione, ricordarsi è opportuno, insomma, è necessario, anzi per quanto riguarda i criteri di suddivisione dei costi promiscui, mentre è opportuno, non c'è un obbligo in questo senso per quanto riguarda invece omogeneità e disomogeneità, monitorare infrannualmente lo scostamento dei ricavi e costi effettivi senza attendere la chiusura del bilancio, mi pare una regola evidentemente di buon senso, tenere un registro pluriennale di scostamenti per monitorare i periodi appunto di tolleranza, verificare nelle convenzioni la qualificazione di corrispettivo o meno dei contributi ricevuti, simulare l'IRAP, perché evidentemente, come dicevo prima, potremmo trovare che l'IRAP per gli enti non commerciali è più gravosa degli enti di quella che si paga, che le società sostengono, insomma, che le società pagano. Per quanto riguarda l'omogeneità, dicevo disomogeneità, questo è un concetto che è fondamentale, insomma, non ci sono, per il fatto che non ci sono teoremi dimostrabili, ci sono solo delle argomentazioni che devono essere sostenute, avvalorate, fondate su dei ragionamenti, sullo stato di fatto, evidentemente è importante argomentarlo con elementi oggettivi. Il riparto dei costi promiscui va motivato e, come dicevo prima, il monitoraggio infrannuale dei test al fine, soprattutto per quanto riguarda il quarto anno, dove termina il periodo, insomma, può terminare il periodo di tolleranza. Evidentemente, e poi chiudo, se all'interno di ciascun anno i proventi commerciali superano il 6%, evidentemente il periodo di tolleranza viene meno e già a partire dal secondo anno diventa un ente commerciale. Io mi fermerei qui, spero di essere stato chiaro, se non è così fatemelo sapere e passo la parola. Ok Paolo, mi inserisco io. Sì. Grazie. Allora, se riesci a chiudere la condivisione, poi ho la mia. Riesco a chiudere la condivisione. Interrompi condivisione, dovrebbe esserci. Benissimo. Allora, capiamo che la questione, così come ci è stata descritta da Paolo, è una questione seria, cioè le vostre realtà, i vostri enti, le vostre fondazioni, pur facendo quello che stanno facendo, a prescindere, cioè pur facendo quello che stanno facendo da sempre, che faranno per sempre, potranno, in base ai risultati dei test di commercialità, trovarsi ad essere ETS non commerciali e quindi si trovano in una situazione fiscale e agevolativa particolare per la quale, ad esempio, non paga IRES. Oppure potrebbero essere ETS non commerciali, ma che hanno delle attività commerciali per le quali sono tassati. Secondo caso. Terzo caso, pur facendo quello che state facendo, potreste trovarvi ad essere ETS commerciali.
entrando nel mondo della fiscalità delle imprese. Adesso non so se si capisce, ma dal punto di vista proprio sostanziale, quello che è inserito con la riforma è qualcosa di davvero, davvero importante e che è bene riuscire per quanto possibile a gestire e a prevedere, perché le conseguenze possono essere importanti se ci si trova da una parte o dall'altra. E Paolo ha spiegato bene quindi quali sono i passaggi, le attenzioni da avere e quello che la norma e l'Agenzia delle Entrate con la sua circolare hanno spiegato che bisogna assumere come comportamenti. Lui ha trattato un caso semplificato, e cioè il caso della categoria omogenea, cioè noi dobbiamo verificare se il nostro ente è commerciale o non commerciale o supera i limiti di non commercialità e potendo avere una semplificazione nel caso anche in cui facciamo più attività, se sono omogenee facendo un unico test, un'unica verifica sulle attività di interesse generale. Il caso che tratto io è quello in cui non vi sia un'attività omogenea, quindi dobbiamo fare il test di commercialità su più attività non omogenee. Eh, l'ipotesi, provo a condividere, scusate. Su questa ipotesi ho provato a formulare dei casi concreti, dei casi, dei test, così come così come farei il test per un ente che segue, eccetera, oppure gestendo un ente per capire com'è la situazione. Per cui quello che vediamo adesso sono dei casi pratici di test di commercialità, dei quali abbiamo sempre sentito parlare dal 2017 ad oggi, e oggi in realtà dobbiamo concretamente affrontare. Abbiamo molto sperato nel tempo che l'articolo 79 cambiasse, sono cambiate tante cose, ma questo punto non è cambiato. Cioè, se un'attività, ancorché istituzionale, interesse generale, genera una certa marginalità, questa attività diventa commerciale. La cosa va monitorata ovviamente perché il regime fiscale che si applica di conseguenza discende dal fatto che sia o meno commerciale. Detto questo, test di commercialità, caso pratico, categorie non omogenee. Intanto ci sono dei suggerimenti preliminari. Adesso non so se sono riuscito a trasferire l'importanza del passaggio che stiamo facendo, cioè arrivare tardi può essere pericoloso e già il 2026 è un'annualità nel quale il regime fiscale nuovo si applica. Per cui noi già oggi dobbiamo sapere qual è la nostra posizione. Ok? Perché se ad esempio nel 2026 noi fossimo oltre i limiti della commercialità, nel 2027 saremo già un ente commerciale. Pensate che la norma prevede che nell'anno stesso, se si sforano i limiti, si diventa commerciale. C'è una deroga per i primi 2 anni, 2026-2027. Però se sforiamo nel 26, nel 27 siamo un ente non commerciale, un ente commerciale. Questo vuol dire che siamo già adesso, ancorché ci sia la tolleranza del 6%, eccetera, siamo già dentro, adesso dentro la nuova riforma, il nuovo metodo. Per cui già oggi dobbiamo avere la percezione chiara della nostra posizione. Detto questo, suggerimenti, partiamo dai suggerimenti. Questi li metto come premessa a quello che poi è il calcolo e al test che andremo a fare. Uno, è fondamentale pianificare e simulare un test di commercialità quanto prima. Per cui siamo qui per questo, per vedere, facciamolo, vediamo un attimo come si fa. Due, come facciamo a farlo? Suggerimento, siamo sempre in suggerimenti. Prendiamo a riferimento l'ultimo bilancio approvato, il 2025, e rielaboriamolo. Oppure se abbiamo un budget preciso, preciso vuol dire di quelli che poi non si scostano sul bilancio finale che avremo nel 2026, prendiamo pure a riferimento quello. Meglio ancora. Terzo suggerimento, stiamo attenti che conviene aver impostato una contabilità funzionale a questi test. Ad esempio, come abbiamo visto prima, alcune voci sono considerate commerciali, alcune no. I contributi non corrispettivi, le erogazioni liberali non sono commerciali. È bene avere nel piano dei conti
delle voci che distinguono quelle che sono le entrate tipicamente commerciali da quelle non commerciali. Rette, contributi, erogazioni libera, 5 per 1000, in maniera tale che potendoli individuare direttamente nel bilancio contabile, poi è facilitato l'elaborazione del test, perché sappiamo dove collocare le voci, se sono commerciali o no. Quindi impostare una contabilità funzionale alla realizzazione dei test. Quarto, dico già, giochiamo di prevenzione. Qualora si prevedano criticità, e la criticità è il caso che vi augurerei, nel caso nel quale abbiamo una certa marginalità, quindi i conti sono buoni, per cui qualora si prevedano criticità, paradossali criticità, chiamiamole così, nel test, e quindi vuol dire che probabilmente sforiamo il 6% e quindi rischiamo di essere ente commerciale, considerare già da subito che tra le attività non commerciali possiamo inserire nei ricavi come ricavi non commerciali, che quindi ci aiutano a non avere la prevalenza commerciale, anche proventi figurativi, calcolati in base al valore normale di attività svolte con modalità non commerciale. Ad esempio, poniamo il caso che nelle nostre attività facciamo comunque qualche prestazione o a titolo gratuito o per un valore simbolico o comunque per un valore che è al di sotto del valore di mercato, può capitare. Quell'attività la possiamo quantificare secondo il suo valore normale e utilizzare anche quella come ricavo figurativo che ci aiuta ad aumentare il peso dei ricavi non commerciali. Non so se mi sto spiegando, però se abbiamo una situazione di marginalità superiore al 6%, è già bene che iniziamo a dotarci di strumenti che ci consentano di poter quantificare anche i ricavi figurativi che il nostro ente può avere. Detto questo, suggerimenti che sono le premesse per come arrivare a fare un test, io semplicemente ho preso un programmino di quelli che ci sono in uso per fare i test, che ho iniziato a utilizzare anch'io per le imprese che seguo, e ho fatto delle simulazioni. Attività 1, attività 2. Il programmino gestisce 6 attività, ovviamente per semplificare ne ho prese 2. Ovviamente attività non omogenei. L'attività 1 è quella che ho messo in sintesi i dati che aveva riportato prima Paolo, per cui parto dalla sua base e consideriamo il caso che ci sia un'attività non omogenea. Fate attività servizi sanitari e a fianco abbiate anche un'agricoltura sociale perché c'è dell'orto e qualcuno va a coltivare l'orto, non lo so, non è omogenea. In questo caso dobbiamo tenere i due test in maniera separata. Quindi io qua abbiamo l'esempio di un test di due attività non omogenee. Cosa succede? Allora, se vedete attività 1, sono i dati che aveva inserito prima Paolo, li ho un po' snelliti, non proprio tutti, proventi 6,90 suddivisi rette, entrate e prestazioni 1,666 contratti, gli oneri, compresi gli oneri di supporto generale, ci portano a uno scostamento del 2,4%. Diciamo che se ci limitassimo a questa non avremo problemi. Attività secondaria, ulteriore attività di interesse generale che svolge l'ente. Ho fatto un'ipotesi, un'attività più piccola, marginale, 500.000 euro di ricavi. Un'attività però che ha una maggiore marginalità e può succedere, perché magari affianchiamo attività per le quali non mettiamo una struttura vera e propria, con maggiore marginalità. In questo caso la marginalità è del 13,6%. Cosa succede? Che nel nostro test, se vedete sotto, l'attività non omogenea 2 è un'attività commerciale. Cosa succede nella situazione complessiva dell'ente? Ecco, a seguire, quando fate il test, inserite tutti i dati per l'attività e poi c'è l'esito. Nel nostro caso avremo esito proventi di attività di interesse generale, siamo nella tolleranza sotto il 6% e nel 2026 li possiamo considerare come tali. Qui c'è scritto 2025 perché sto lavorando sui bilanci 25, però ragioniamo nel 26 in questo momento. Proventi di attività di interesse generale 2.356.000, proventi di attività diverse 45.000 euro, il bar, entrate commerciali, che sono quelle che dicevo prima, che hanno una marginalità del 3%, 500.000 euro.
B più C, che sono le entrate commerciali, non sono superiori alle entrate istituzionali. Quindi ho superato il test di commercialità. Permango come ente ETS non commerciale, anche se ho un'attività commerciale. Cosa succede in questo caso? Pagherò le tasse IRES come un'impresa limitatamente alla attività secondaria. Da questo punto di vista, quando ho iniziato a fare questi test, rispetto all'immagine che ci eravamo fatti anche come professionisti, noi avevamo il terrore dell'articolo 79, un po' mi sono rilassato, cioè mi è venuto da dire, beh dai, se a fianco al mio zoccolo duro ho un'attività che sfora commerciale, pagherò le tasse su quella, però non casca tutto. Non so se mi spiego, e qua si vede. Commerciale, no, è l'esito. Ok? Questo ovviamente perché a fianco dell'attività principale abbiamo un'attività non omogenea, diciamo, abbastanza ridotta. Ho proseguito il test potenziando l'attività secondaria, dandole più forza, vediamo cosa succede. Ho raddoppiato i ricavi. Nel test 2 abbiamo la stessa attività numero 1, che è la principale, la secondaria commerciale, con la stessa marginalità di prima. Ho raddoppiato i ricavi e raddoppiato i costi, quindi ha una marginalità del 13%. Questa attività sicuramente è commerciale. Qual è l'esito nell'ente? Perché ricordo che sono due test che dobbiamo fare. Dobbiamo fare prima un test sull'attività di interesse generale, ed è questo che stiamo vedendo. Poi un test complessivo dell'ente, è il secondo test, per vedere se il complesso delle entrate non commerciali è superiore o inferiore al complesso delle entrate commerciali. Allora, in questo caso abbiamo un'attività, la principale, non commerciale, la seconda che inizia a essere più importante, 1 milione di entrate, commerciale. Cosa succede nel test complessivo dell'ente? Anche in questo caso B più C, entrate commerciali, attività diverse più entrate commerciali, sono inferiori alle entrate non commerciali, che hanno una marginalità del 2%, e quindi l'ente non è ente commerciale. Anche qua un po' mi sono rilassato. Ho un'attività importante che ha margine, ma non crolla tutto. Non so se mi spiego. Per me è stato molto importante fare i test nel concreto perché dall'immaginazione siamo passati alla realtà. Dall'altro lato è vero che sulla marginalità di 1 milione, che in questo caso era 120.000 euro, su 120.000 euro pagheremo le tasse. Però complessivamente l'ente rimane un ETS non commerciale. Test 3, potenziamo ancora di più l'attività secondaria. No, potenziamo, abbiamo un'attività secondaria ancora più forte, 2 milioni di ricavi, marginalità sempre del 13%. Cosa succede a livello di verifica del test di commercialità complessivo dell'ente? Anche in questo caso 2 milioni e 45 diventano le entrate commerciali, 2,356 le non commerciali. Anche in questo caso, pur avendo addirittura, e anche questo è interessante sul test, provate a pensare ai vostri casi, pur avendo un'attività non omogenea importante, a questo punto non marginale, se la principale ha una marginalità che la mantiene non commerciale, tutto l'ente permane non commerciale. Anche questo è molto interessante, per cui non solo riusciamo a resistere al test se c'è un'attività secondaria, cioè un'attività con requisiti di commercialità, quindi che sfora il 6%, ridotta, anche se è importante, purché non prevalente. Per cui se l'attività commerciale diventa prevalente, tutto l'ente acquisisce invece la caratteristica e la forma di ente commerciale, anche con l'ETS. Per cui i tre test li abbiamo passati in maniera, tra virgolette, positiva, cioè siamo un ETS che svolge più attività, abbiamo visto che di queste attività alcune sono prettamente commerciali, l'ETS comunque si mantiene non commerciale. In quale caso? Ovviamente nel caso in cui l'attività secondaria non è principale nei propri ricavi commerciali.
Dico non marginale, anche se importante, cioè su 4 milioni e 3 di fatturato, di ricavi, 2 milioni sono dell'attività commerciale e rimaniamo ETS non commerciale. Andiamo avanti. Test 4. Abbiamo un'attività non omogenea che ha 3 milioni di ricavo. E l'attività 2, 3 milioni di ricavo. Ha sempre la stessa marginalità. Io proporzionalmente ho aumentato i costi di ricavi tenendo ferma la prima attività. Abbiamo un'attività non commerciale che è la 1 e un'attività commerciale che è la seconda. Cosa succede nel test complessivo dell'ente? Pur avendo un'attività commerciale, una no, come prima, se la commerciale diventa nei ricavi in realtà prevalente, in questo caso sì, diventiamo ente commerciale. Ok? Quindi è bene che iniziamo a capire questi concetti. Li dico, per me è stato consolante da alcuni, secondo alcuni punti di vista, il vedere che avere anche attività commerciali che sforano in realtà non inficiano la situazione complessiva. Ovviamente, se l'attività che sfora vuol dire che ha ricavi superiori ai costi effettivi, oltre il 6% nei 3 anni, entro il 6% nei 3 anni, oltre il 6% nell'anno, se sfora sono un ente commerciale. Vabbè. Questo è il caso che stiamo vedendo. 3 milioni contro i 2,3. Test 5. Qua abbiamo iniziato a fare delle simulazioni che iniziano a essere l'affronto del problema. Cosa vuol dire? Se da un lato è molto comoda la semplificazione di cui ci parlava prima Paolo, per cui anche se abbiamo diverse attività ma sono omogenee, possiamo fare un unico test, ricondurre tutte a un'unica attività omogenea. È molto comoda perché, ad esempio, se abbiamo tre contabilità, tre attività, dovremo fare tre contabilità separate per poter monitorare la marginalità delle tre attività. Quindi, dal punto di vista amministrativo, è sicuramente una complicazione. Vero è che il fatto di poter avere di poter fare un unico test per attività omogenee è una semplificazione. Questa è una semplificazione data come possibilità, non come obbligo. Allora, io ho fatto una simulazione che inizia a essere l'affronto dei problemi, cioè oppure l'affronto dei problemi, l'affronto della realtà. Poniamo il caso che quella stessa attività che ci presentava prima Paolo, in realtà abbia un po' di costi in meno. Io ho tolto 100.000 euro di costi negli oneri di supporto generale, ok? In questo caso ci troveremo nella situazione che l'ente ha una redditività, se vedete sotto, del 7,1% e quindi sfora il 6% e quindi automaticamente l'ente diventa commerciale. Ok? Questo potrebbe essere una sciagura da un certo punto di vista. I tre scenari che dicevo prima, pur facendo quello che sono, mi ritrovo a essere impresa, fiscalmente un soggetto impresa, pur essendo quello che sono oggi e che ero prima come Onlus. Vabbè. Allora, poniamo il caso che siamo in questo scenario. Però in realtà, guardando, analizzando le nostre attività, abbiamo differenti attività nel nostro tempo, nel nostro intento, ancorché omogenee. Può essere opportuno analizzare la redditività delle singole attività. Perché? Perché se è vero che adesso sforiamo col 7,1%, può anche essere vero che magari abbiamo un'attività che ha grossa redditività, ad esempio perché serve meno personale. Usiamo la struttura, gli immobili, eccetera, che già ci sono, e per cui magari questo può succedere. Eh, Poniamo il caso che siamo in questa situazione, sforiamo, ma abbiamo al nostro interno un'attività con grossa redditività. Non è che è proprio quell'attività che ci fa sforare? Per cui la simulazione che abbiamo fatto è stato dire, ma se noi li vediamo singolarmente, non è che la situazione migliora? Test 5. Siamo in una situazione in cui due categorie omogenee mi fanno sforare e pertanto ci troviamo che test di commercialità non lo passiamo,
Siamo ente commerciale? Sì. Il test 6 che abbiamo fatto è stato suddividere quell'attività omogenea togliendo l'attività che dà marginalità, ovviamente considerando il fatto che qui abbiamo due attività. La seconda attività è anche piccola. Ho considerato 100.000 euro di ricavi e 60 di costi, quindi una redditività del 66%, ok? Guardate cosa succede a fianco. Questa è commerciale, ma la mia attività principale mi diventa avere una redditività del 5,4% e pertanto l'ente ha un'attività prevalente non commerciale. Guardate l'esito. Sono gli stessi numeri identici della situazione di prima, dove per attività omogenee sforavamo, diventavamo ente commerciale, e in realtà splittando le cose, per cui dicevo prima, è comodo andare per omogenee, ma non è obbligatorio. Può essere opportuno, facendo un'analisi, splittarle e l'attività che ha grossa marginalità, tenerla, pagheremo le tasse su quella, ma la nostra situazione complessiva ci fa mantenere lo status di ETS non commerciale. Allora, fare i test è illuminante, cioè è fondamentale, cioè non potete non farli, perché nella stessa situazione uguale potreste essere in una situazione che sforate un autovelox e andando alla stessa velocità non lo sforate, sembra impossibile. Però questo test che abbiamo visto adesso, caso sesto, ci dice questa cosa qui. Cioè, se noi stiamo attenti nella nostra gestione e nella gestione dei test, ovviamente a preventivo, riusciamo a passare l'autovelox senza la multa. Non so se mi spiego. Da questo punto di vista, i test bisogna farli. Il suggerimento iniziale era prendiamo in mano i bilanci 25 o se abbiamo dei budget dettagliati del 26, facciamoli. Sì, perché? Perché ci rendiamo conto dello stato, della situazione in cui siamo. E sarebbe pericoloso saperlo troppo tardi. Detto questo, da noi si dice, io sono di Chioggia, non so se dice in tutto il Veneto, in tutta l'Italia, ma Chioggia è particolare per il modo di dire, da noi si dice stiamo attenti a non fasciarsi la testa, magari in alcuni casi in cui non c'è da fasciarsela. Detto questo, fatta la verifica dei test di commercialità, una valutazione importante, secondo me, da fare è comunque quali sono le conseguenze. Per cui noi dovremmo avere ben chiaro quali sono le agevolazioni riservate agli ETS non commerciali. Ecco, quali ho messe? Valutazioni delle conseguenze legate all'esito del test di commercialità. Allora, essere ETS non commerciale ha delle agevolazioni. Vediamole. Queste agevolazioni mi interessano o no? Se queste agevolazioni mi interessano oppure per me ente sono vitali, è un conto. Per cui quelle valutazioni che dicevo prima sulla marginalità o meno diventa vitale. E anche capire come fare per starci dentro o meno, se è possibile. Se invece queste agevolazioni riservate agli ETS non commerciali, per quanto interessanti, a noi non cambiano nulla, non facciamoci la testa. Ecco, per cui il passaggio, secondo me, da fare subito prima o immediatamente dopo, quando si è fatto il test, è capire cosa succede. Allora, agevolazioni riservate agli ETS non commerciali. Uno, regime IRES. C'è l'ETS non commerciale, quindi quello che è non commerciale prevalente, ha l'inquadramento IRES degli enti non commerciali, con un reddito dove viene calcolato il reddito come somma di singole, come una persona fisica, per dire. Per cui se ho degli affitti, redditi di fabbricato, eccetera. E dove i redditi dell'attività di impresa, anche se commerciale, sono tassati solo per la parte commerciale. Esempio, per il test 1, ho un'attività istituzionale importante che non è non commerciale, quella non è tassata. Ho un'attività secondaria commerciale o attività diverse, pago le tasse solo su quello. Per cui agevolazioni ETS non commerciali. Ho un regime IRES dove pago l'IRES solo sulle attività commerciali, non su tutto. Due, agevolazione IRES non concorrono alla formazione del reddito, quindi non sono tassati,
Allora, questo probabilmente per il mondo UNEBA, quindi per i nostri enti, in realtà è una questione molto importante. Quindi probabilmente ci ricadiamo dentro. Non sono concorrono alla formazione reddito i contributi e gli apporti erogati dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento delle attività di interesse generale. Per cui se nei nostri bilanci abbiamo contributi pubblici per fare le attività, e li abbiamo, questi contributi, ancorché se abbiamo un'attività di interesse generale commerciale, purché non prevalente, per cui l'ente diventa commerciale. Per cui se ci manteniamo come ente non commerciale, pur avendo anche attività commerciale, sui contributi pubblici non paghiamo tasse, anche se abbiamo delle attività commerciali secondarie. Questa è molto grossa, ovviamente per gli enti che hanno contributi pubblici nelle loro attività, però penso che nel nostro mondo questa è un'agevolazione molto importante. Questo vuol dire che se diventiamo ETS commerciale, paghiamo le tasse su tutto, come un'impresa, su tutte le entrate, compresi i contributi pubblici. Aiuto. Terzo, regime forfettario ETS non lo considero neanche. Vabbè, questa è un'agevolazione che esiste per gli enti del terzo settore non commerciale. Vabbè, probabilmente diciamo, nel nostro mondo non cambia molto, in altri contesti la evidenzierei molto. Oh, questa non è banale. Esenzione IMU dall'IMU e dai tributi servizi indivisibili, tassa rifiuti per intendersi, per gli ETS non commerciali, ovviamente stando a certi requisiti, però se abbiamo un ETS commerciale neanche non ce la giochiamo l'esenzione IMU, perché le esenzioni IMU a certe condizioni, poi verifichiamo se le rispettiamo, non lo dico in tutti i casi, poi vabbè ci sono, ogni comune è una storia a sé, però l'esenzione IMU non è possibile di certo per gli ETS commerciali. Allora, detto questo, verifica delle conseguenze. Se questi fattori qua che ho detto, agevolazioni riservate agli ETS non commerciali, per noi sono ininfluenti, vabbè, sforiamo il test, siamo a ETS commerciale, non succede niente. Se sono vitali, parliamone. Ok? Allora, a maggior ragione, quello che dicevo prima, un'analisi della nostra situazione e una valutazione di possibili soluzioni, tipo il test 6 che ho fatto prima, diventa vitale. Certo è che non pagare tasse su contributi pubblici o non pagare l'IMU per il solo fatto di essere ETS non commerciale, in alcuni casi può fare la differenza. Per cui, per questo dicevo, la questione è molto seria. Andiamo avanti, agevolazioni che comunque permangono agli ETS commerciali. Stiamo attenti, può succedere che sforiamo il secondo test, per cui diventiamo ETS commerciali, perché abbiamo entrate complessivamente prevalenti commerciali, ci sono comunque agevolazioni che rimangono. Siamo sempre nelle valutazioni di quello che succede per arrivare a conclusioni e dire aiuto oppure vabbè non facciamo a testa. Tanto quelle altre agevolazioni più di tanto non incidevano, non è fondamentale per noi e queste comunque sono significative. Agevolazioni che comunque rimangono. Imposta di registro fissa su atti, contratti, eccetera. Vabbè, interessante, probabilmente non ci cambia la vita in termini numerici. Imposta di registro ipotecari catastali in misura fissa su atti di trasferimento di proprietà immobili. Questa può essere un'agevolazione grossissima. Cosa vuol dire? Acquisto un immobile che vale 10 milioni, invece di pagare il 9% di tassa di imposta di registro, che sono 900.000 euro, pago la tassa fissa a 200 euro. Questa può essere grossa, ovviamente, se avete in prospettiva di fare un acquisto, eccetera. E questa agevolazione permane, anche se siete ETS commerciale. Ok? Esenzione dall'imposta di successione e donazioni sui trasferimenti, per cui se uno vi regala un immobile da 1 milione non c'è tassazione, sia che siate ETS commerciale, sia che siate ETS non commerciale. Trattamento privilegiato sulle erogazioni liberali. Se io vi do un contributo alla vostra fondazione ETS per sostenerla perché ci tengo, quel contributo lo scarico dalle tasse. Ecco, questa agevolazione che è molto importante, è grossissima, adesso che siete ETS, chissà che magari sia anche da pensarci, ma ci interessa, la promuoviamo, non la promuoviamo, eccetera. Questa agevolazione permane anche se diventiamo ETS commerciale.
Parentesi, su questa agevolazione, cioè erogazioni liberali, come pure raccolte fondi, eccetera, tutte quelle voci che nei bilanci entrano nelle entrate non commerciali, sono voci che è bene avere, che in futuro sarà bene sviluppare, perché nel test di commercialità aumentano il peso delle entrate non commerciali, quindi ci aiutano a non diventare ETS commerciali. Per cui può essere che da oggi in poi, magari fino ad oggi non ci abbiamo mai pensato, ma queste voci, se le incrementiamo, ci aiutano ad avere maggior peso nelle entrate non commerciali e quindi a non rischiare di diventare ETS commerciali. Adesso non so se mi spiego su queste, sono cose per me chiare, magari tecniche, però ci sono molte cose magari che ci aiutano a riconsiderare con la gestione dei nostri enti. Come pure il 5 per 1000. Il 5 per 1000 è utilizzabile dagli ETS sia commerciali sia non commerciali. Detto questo, sempre a livello di valutazione delle conseguenze, ce n'è una netta, cioè comunque sulla tassazione IRES. L'ho messa in maniera molto sintetica. Tassazione ETS non commerciali. Si paga l'IRES sulla sola attività commerciale. Ho 10 milioni, numeri di prima, 2 milioni e mezzo di volume di attività, 100.000 euro di utile commerciale, pago le tasse sui 100.000 euro, non su tutta l'attività. Per cui l'ETS non commerciale o paga zero o paga l'IRES solo sulla piccola fetta di attività commerciale. Allo stesso tempo però paga l'IRAP col metodo retributivo, quindi paga l'IRAP sul costo del personale, a prescindere dall'utile, non utile, eccetera. Se avete personale, e questo è il caso dei nostri enti, si paga l'IRAP col metodo retributivo. Questo a differenza delle imprese dove il personale a tempo indeterminato è totalmente deducibile ai fini IRAP. Per cui se sono un ETS non commerciale posso dire benissimo per l'IRES, non pago IRES o lo pago solo per una piccola parte, e a livello IRAP non è il massimo. Speriamo che ci rimettano mano sulle aliquote oppure continuiamo a lavorarci su questo perché comunque è una situazione paradossale. Secondo caso, tassazione ETS commerciali. Nel caso in cui l'attività diventa un ETS commerciale perché è prevalente la mia marginalità del 6% oppure faccio 3 anni dove pur stando sotto il 6%, il quarto anno comunque mi mantengo con la marginalità positiva, cosa succede? Aiuto. Questo è un caso pesissimo. Pago l'IRES come reddito d'impresa. Qua vuol dire che, siccome un'impresa nei suoi ricavi tassati mette tutte le entrate, in questo caso pago l'IRES su tutte le entrate, compresi i contributi pubblici a sostegno della mia attività in convenzione. Aiuto. Questa può essere una situazione pesante per molti nostri casi. Pago l'IRAP col metodo retributivo senza deduzione integrale. Su questo non sono sicurissimo. A dire, Paolo, mi aiuti? Forse ho sbagliato. Pago l'IRAP secondo me col metodo d'impresa a questo punto, perché sono ETS commerciale, No, quindi ITS commerciale, pago l'IRAP come se è come stesso. l'impresa. Quindi in questo Sì, sì, sì. caso, sì, scusate, qua ho refuso la parte sopra. Sì, sì. Pago l'IRAP come le imprese, quindi Sì. probabilmente risparmio qualcosa perché il personale a tempo indeterminato diventa deducibile. Però dal punto di vista IRES la conseguenza può essere molto importante. Sono tutte valutazioni da fare subito, non tra un anno, tra 2 anni, ma subito. Io vi invito energicamente a prendere a fare subito queste simulazioni e subito a valutare le conseguenze. Detto questo, nella bilancia delle valutazioni mettiamo anche, poniamo il caso che siamo ITS commerciali, abbiamo la prevalenza della commercialità, consideriamo come è tassata un'impresa sociale, che è commerciale per definizione, però se siamo ITS commerciale magari iniziamo a pensarci, a questo punto, ma se sono ITS commerciale, non è che posso pensare di diventare impresa sociale? In questo caso, quale sarebbe la situazione? Allora, il bilancio è uguale. Caso 2, caso 3 abbiamo lo stesso bilancio. Tassazione. Impresa sociale all'IRES detassato.
Cioè tutto l'IRES riutilizzato ai fini istituzionali, ma nel nostro caso i nostri enti non dividono utile, è detassato. Per cui ci troviamo dalla situazione ETS commerciale, che paga le tasse su tutto, anche sui contributi pubblici, alla situazione IRES zero dell'impresa sociale. Allora, se siamo ETS che non passa il test di non commercialità ed è commerciale, la valutazione su diventare impresa sociale o meno, almeno dal punto di vista della convenienza fiscale, che si chiamano calcoli di convenienza, la metterei sul piatto. Secondo, IRAP col metodo retributivo. Anche qua ho fatto un refuso, scusate, IRAP col metodo delle imprese, quindi con deduzione del costo integrale del costo del lavoro. Quindi impresa sociale, no IRES, no IRAP. Allora, dal mio punto di vista, mi viene da dire, ci troviamo in una situazione che se simuliamo il test, se siamo nella situazione dove comunque siamo ente commerciale, perché, ma non perché siamo cattivi, forse perché siamo anche bravi a gestire e abbiamo una certa marginalità, facciamo la valutazione immediata delle conseguenze. E da questo punto di vista è ragionevole valutare. Conclusione, a cascata rispetto a quello che dicevo adesso. Suggerimento, simulare quanto prima i test di commercialità. Vi dicevo, il 2026 è già un anno nel quale siamo dentro queste novità, non saranno dal prossimo anno. La tolleranza c'è, se siamo nel 6% abbiamo una possibilità anche il prossimo anno, anche l'anno dopo. Però se sforiamo il 6% non c'è la tolleranza. Dal prossimo anno siamo ETS commerciale, dal 2027. Per cui dobbiamo davvero farla subito questa simulazione, questa valutazione, almeno per capirlo. Per cui simulare quanto prima i test di commercialità. Come adesso io ho mostrato, è semplice, cioè ci sono i programmini, eccetera. Vabbè, per me è stato anche divertente, però al di là di questo, farlo. Due, valutare le conseguenze sulla base dell'esito. Divento commerciale, vabbè, ma a ben vedere non succede niente, vabbè. Divento commerciale, aiuto, ma vediamo un attimo, categorie omogenee e non omogenee. Dove ho la redditività alta? Dove ho la redditività? Non è che quella piccola attività con redditività alta mi fa sforare complessivamente l'ente? Sterilizziamola? Allora creiamo due categorie? In quel caso è meglio la simulazione che ho fatto prima, cioè si aprono delle valutazioni, si apre un problema e quindi con la testa, col cervello, ci si mette lì per risolverlo, fosse solo per affrontarlo. Verificare sulla base dell'esito e delle conseguenze se siano necessari e possibili, dico possibili, ovviamente nel rispetto della legge, ma è logico, lo metto come presenza, necessari e possibili. L'esempio che ho fatto prima è un esempio dove è possibile e necessario e la legge non mi obbliga a fare categorie, anzi sono anche più bravo. Anche se potessi fare delle categorie omogenee, io le tengo distinte, sono anche più bravo, a per dire. E mi porta a risolvere un problema. Per cui verificare sulla base dell'esito e delle conseguenze se siano necessari e possibili opportuni accorgimenti. L'ultima valutazione che la metto lì, ma giusto per mettere nel piano, ma perché viene automatica se pensate all'ultima slide che abbiamo visto prima, nel caso in cui l'ETS sia commerciale, non ci sia niente da fare, e su questo magari perché siete benemeriti, adesso è lì, vabbè, qualche contrappunto io ce l'ho sulla riforma da questo punto di vista. Nel caso in cui di ETS commerciale, valutare costi-benefici, perché come abbiamo visto nel precedente webinar che abbiamo fatto, era marzo mi pare, ci sono vincoli e opportunità nell'impresa sociale. Quindi valutare costi e benefici, mettendo tutto nella bilancia, e ritorniamo a quello che ci eravamo detti nel webinar scorso, rispetto all'ipotesi di inquadramento quale impresa sociale. Sicuramente un beneficio è no IRES, no IRAP. Poi, vabbè, consideriamo anche tutto il resto come vincoli statutari, eccetera. Detto questo, ecco, spero di aver un po' chiarito e reso un po' più concreto tutto quello che relativamente sull'articolo 79 ci siamo detti in questi anni, ma che a questo punto oggi deve necessariamente diventare concreto, che quindi si trasforma concretamente in test, così come abbiamo visto nelle simulazioni fatte. Io mi fermo qui.
E c'è una domanda in chat, dottor Chiozzo. Ok. Io, Le- ecco, stavo rispondendo partendo dal Ah, fondo, quello dei contributi ok. MIUR, no? Perché i contributi MIUR sono, se non mi sbaglio, sono stabiliti dal Ministero, ma non a fronte di una controprestazione, ma correggetemi, di una precisa controprestazione, ma secondo parametri e criteri diversi. In questo caso non dovrebbero essere a titolo di corrispettivo, così come non sono a titolo di corrispettivo quello che dicevo prima, i ticket sanitari sostanzialmente. Per quanto riguarda invece le quote sanitarie che la Regione versa all'RSA per gli ospiti convenzionati, le quote sanitarie invece sì, dovrebbero essere a fronte di una controprestazione e quindi avere la caratteristica di corrispettivo o di corrispettività e quindi rientrare, come si diceva prima, nel test di commercialità come elementi rilevanti, insomma. Sono andato un po' a ritroso, ma comunque non so, poi Alessandro, naturalmente dimmi, aggiungi anche tu. Contributi proprio per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento. Allora, lì bisognerebbe capire e andare a fondo della convenzione dell'accreditamento, ma normalmente a fronte di questo convenzionamento e accreditamento c'è un accordo per cui la pubblica amministrazione eroga appunto i contributi a fronte di un servizio che le interrende. Quindi evidentemente anche qui, però, ripeto, secondo me bisognerebbe capire l'accordo, insomma, in che cosa si traduce, ma in linea di massima dovrebbe essere appunto che l'ente eroga un servizio appunto attraverso il convenzionamento, in questo caso a mio modo di vedere dovremmo rientrare appunto nel regime dei contributi, dei contributi con caratteristiche corrispettive. Però ecco, No, le quote sanitarie ho inteso che vengono tenute fuori comunque. ma bisogna capire se le quote Cioè, vengono sanitarie. tenute fuori nel calcolo della commercialità. Ho inteso io, leggendo la I circolare. ticket sanitari sì, ma le quote, ecco, bisogna capire un po' se le quote sanitarie di cui stiamo parlando sono quote che vengono erogate appunto in base all'ISEE, in base a criteri, come dicevo prima, che sono estranei, per così dire, al servizio che l'ente rende, allora sono fuori dal calcolo della commercialità. Se invece le quote sanitarie, come avrai inteso io, insomma, sono invece quote che io do appunto a fronte di un servizio, allora mi sembrerebbe dire così, però ecco. Eh, cioè, appunto, se la quota sanitaria remunera una prestazione specifica, mi verrebbe da dire che siamo nell'ambito dei componenti a titolo di corrispettivo.
Ma questo è il Vedo, caso che ha citato Alessandro prima, nel caso in cui ci sia un ente non commerciale, anche le quote che prima sono considerate a titolo di corrispettivo non contribuiscono a generare reddito imponibile, perché lo dice la norma, quindi Sì. Il problema si pone solo nel caso in cui l'ente è TS commerciale, esatto, quindi esatto, svolge prevalentemente l'attività commerciale, certo, certo, cioè ha prevalentemente ricavi commerciali, per dirla meglio. certo. E difatti la circolare farò proprio l'esempio in cui, vabbè, insomma, sì, sì. so se ci sono altre domande, non so se... Comunque io e Alessandro siamo a disposizione anche se dovessero arrivare, se ci fossero dei ripensamenti, insomma, ecco, dei dubbi Sì, successivi. sì, eventualmente scrivo in chat la mail della segreteria di Uneba Veneto per qualsiasi informazione, potete scrivere e poi magari io faccio riferimento al dottor Tiozzo e al dottor Sgreva che vi Sì, risponderanno. certo. Ma anche io vi ho invitato caldamente a iniziare a fare i test, anche nel farli se c'è Mm. bisogno. Vi Eh, dico, un po' di simulazioni ormai le abbiamo fatte, questa voce va messa qua o va messa là, eccetera. Se fosse, vabbè, siamo qui. Certo. Però fateli. C'è un'altra domanda. Le ex IPAB, avendo la non commercialità ex legge, non devono svolgere il Devono test svolgere di i test di commercialità. commercialità, sì. Certo, ovviamente per le attività di cui alle lettere A, B e C, cioè Per quell'attività lì. sociosanitarie, evidentemente sì. Io ho inserito in chat la mail della segreteria per qualsiasi altra informazione, siamo a disposizione. Se non ci sono altre domande, non lo so se c'è qualcos'altro che qualcuno vuole aggiungere o vuole chiedere, se no, credo che possiamo chiudere. Non so, dottor Tiozzo, dottor Sgreva, ditemi voi. Siamo a disposizione entrambi, per cui sì, vi possiamo fare le slide, sì, Eh, certo. E se ci sono dei dubbi, insomma, ci siamo, sia io che Alessandro. Il webinar verrà messo a disposizione nel canale YouTube di Uneba, quindi eventualmente per qualsiasi ulteriore informazione trovate il video nel canale YouTube e eventualmente per le slide mi potete scrivere e poi Sì. ve li inviamo. Ecco, vi suggerisco per fare i test di dotarvi di questi programmini, se non li avete. Non costano neanche tanto su Excel, però sono già impostati bene, per cui prendeteli e iniziate a smanettare. Ecco, vi suggerisco. Partire da zero è complesso. Va bene, vi ringrazio. Ok, grazie Grazie a di voi. tutto Buona serata. e ringrazio a tutti per la partecipazione. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Arrivederci. grazie. Arrivederci.